Il progetto che l'EVA segue insieme a Manitese, il progetto di sicurezza alimentare, il progetto mirato soprattutto all'agricoltura e all'associazione di agricoltori, principalmente per valorizzare il lavoro del riso. È presente in 5 regioni del paese, quindi copre quasi tutto il territorio nazionale. Seguiamo per i centri di servizio 15 associazioni. Il centro di servizio è una struttura che è stata costruita col progetto, un centro multifunzionale. Ci sono delle macchine per la trasformazione del riso, per decorticare, per pilare, e poi delle macchine agricole per arare i terreni. E oltre a quello stiamo cercando di rafforzare le associazioni.